Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Oggi, come ogni venerdì, vi portiamo nel nostro mondo, vi facciamo vedere un po' i lavori che stiamo facendo in queste settimane e vi portiamo con noi. Vi chiederete cosa combiniamo oggi. Oggi andiamo a dedicarci a un lavoro, diciamo, che riguarda più il futuro, il nostro futuro, e cioè andiamo a continuare a preparare quello che sarà il nuovo impianto, il nuovo progetto, quindi il nuovo vigneto che ovviamente prenderà forma quest'anno. Se vi ricordate, quest'inverno siamo andati a fare alcuni video sui lavori di estirpo di un vecchio vigneto, quindi abbiamo tolto i pali, i fil di ferri, abbiamo tolto ovviamente le vigne e tutto quanto, e adesso proseguiamo con quei lavori e andremo a preparare la terra in modo tale che poi possiamo andare a piantare nuove barbatelle. Per preparare la terra andiamo via col nostro Lamborghini 140, abbiamo attaccato un ripuntatore, in questo caso è assemblato con tre, diciamo, ancore, quindi con 3 punti di lavorazioni, e quindi vediamo un po' come lavora in campagna. Ecco, adesso siamo arrivati allora in campagna, vi facciamo vedere adesso come lavora appunto questo attrezzo, quindi il trattore attaccato al ripuntatore. Vi facciamo vedere un po' il lavoro come viene fuori. In pratica come funziona il ripuntatore? Ha queste 3 ancore in questa diciamo conformazione, ha queste 3 ancore che vanno a tagliare di fatto la terra e a creare dei solchi che permettono appunto alla terra di rompersi praticamente e quindi di affettarsi e di creare scompattamento di quello che è tutto il terreno sottostante appunto al trattore. La cosa bella del ripuntatore o del ripper è che non va a rimescolare gli strati della terra, ma lavora lasciando, diciamo, il tessuto, diciamo, del terreno, la stratigrafia del terreno abbastanza diciamo uniforme e va quindi a rispettare le varie stratigrafie. E inoltre crea anche drenaggio, perché appunto lavorando in profondità, andando a creare questi solchi, va a lavorare in profondità appunto creando delle situazioni di arieggiamento anche negli strati più profondi. In questo punto si vedono i 3 tagli che ha fatto nel terreno il ripuntatore in modo abbastanza rettilineo. Diciamo che noi il ripuntatore lo usiamo sempre quando andiamo a fare un nuovo impianto, proprio perché va a lavorare, ci permette di andare a lavorare in modo molto importante il terreno e quindi andarlo anche ad arieggiare. Ovviamente bisogna fare un lavoro fatto bene, quindi passare ogni punto con questo attrezzo in modo tale da avere tutta la superficie ben lavorata, ben smossa, e poi passeremo in un secondo momento con le lavorazioni di aratura che ci consentono di andare a lavorare appunto la terra. Questo attrezzo inoltre lo usiamo anche nei seminativi, in quei terreni dove magari un po' per il calpestio dei trattori e magari anche dei rimorchi agricoli belli tipo dumper o che belli carichi di cereali, quando vediamo che creano magari compattamento, un po' perché magari la raccolta viene fatta magari in giorni non proprio asciuttissimi o magari successivi a qualche giornata di pioggia, ecco che allora in quel caso lì magari si creano delle carreggiate, dei compattamenti, e quindi magari prima di andare a lavorare con l'aratro passiamo con questo attrezzo in modo tale da andare a scompattare la terra e poi andare ad arare. Questo è un lavoro abbastanza lentino da fare, come un po' tutte le lavorazioni dei terreni, e per fare un buon lavoro bisogna procedere con calma, ovviamente non avere troppa fretta, anche perché in caso di sassi si potrebbe andare a rompere, diciamo, l'attrezzo. Più che l'attrezzo saltano delle viti di sicurezza che servono appunto per non andare a rompere l'attrezzo, il telaio, non andare a fare dei danni. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza e sfruttare le giornate belle come queste di sole, perché appunto ci vuole un terreno sicuramente non bagnato per fare questo lavoro e quindi dedicare il tempo giusto, il tempo necessario per fare appunto questo lavoro.
abbastanza argilloso, per cui tende un po' al compattamento, ed è per questo motivo che è particolarmente importante prima di un nuovo impianto andare a fare questo tipo di lavorazioni, appunto perché andiamo a smuovere un po' la terra e a creare appunto questi tagli anche di drenaggio molto importanti per poi andare a ospitare le nuove barbatelle. Purtroppo abbiamo rotto la vite di sicurezza, anzi due, perché si rompono sempre due. Vedete in questi due punti qui diciamo qua si è rotta, e quindi dobbiamo andare a sostituirla. Inserire le due viti di sicurezza negli appositi spazi, eccoli qua, una e una due. Diciamo che questo succede quando si trova o un sasso grosso o principalmente sì, degli ostacoli più duri. Saltano queste viti, purtroppo saltano sempre in coppia, per cui bisogna sempre cambiarne due, però in questo modo diciamo si fa un danno minore, un danno relativo, nel senso che il telaio non subisce diciamo danni particolari e rimane diciamo della forma, della forma corretta, senza andare a creare problemi. Ecco, adesso abbiamo cambiato allora questa e questa vite di sicurezza, abbiamo messo ovviamente i rispettivi dadi e adesso siamo pronti a partire. Facendo questo lavoro poi si portano diciamo in fondo tutte le radici che sono rimaste sottoterra, che non siamo riusciti ad asportare, e le portiamo tutte in fondo diciamo dove ci si gira, sulla capezzagna, e nei prossimi giorni verremo a recuperarle, a portarle via in modo tale da portare via il più possibile il materiale lasciato sottoterra. Ecco, allora anche per questo video siamo arrivati alla fine. Come ogni venerdì vi lasciamo comunque in fondo qualche scheda, che così magari se vi siete persi qualche video vecchi riuscite a recuperarli. Lascio là in fondo il nostro trattore, il Lamborghini che lavora, e ne approfittiamo per ringraziare di essere stati con noi, e ci vediamo alla prossima settimana per un nuovo video.